Landgasthof Farmhouse, ovvero azienda agrituristica. Benvenuti in un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Guardate che paesaggio, quello del Veneto orientale, questa piana meravigliosa in questa giornata in cui vogliamo parlarvi di agriturismo. Perché? Perché si dice che l'agriturismo sia la vera frontiera dell'agricoltura non solo veneta ma italiana. In ogni caso sono dati molto positivi quelli dell'agriturismo. Siamo con il presidente di CEA Venezia, Paolo Quaggio. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Perché ci ha portato qui e soprattutto perché ci fa parlare di agriturismo? Beh, la richiesta di agriturismo in Italia è ormai una richiesta che arriva a due cifre, per cui l'agricoltura e gli agricoltori, gli agriturismo sono pronti ad accettare e a ricevere questi nuovi turisti, queste nuove persone. C'è chi dice che l'agriturismo sia in realtà la vera frontiera dell'agricoltura italiana, cioè che sempre di più turismo e sempre meno agricoltura. Ma io spero proprio di no, cioè l'agricoltura rimarrà sicuramente agricoltura. L'agriturismo potrebbe diventare una fetta sicuramente più importante di quella che è adesso. Senta, ma questo grazie agli imprenditori o anche le istituzioni diciamo supportano questo tipo di impresa? Beh, sicuramente grazie agli agricoltori per primo, le istituzioni in qualche momento sono abbastanza latenti. Senta, perché ci ha portato proprio qui a Cindocao Maggiore? Diciamo che qui tanto è un esempio di un agriturismo con la A maiuscola, diciamo, quindi c'è una bella azienda agricola che supporta l'agriturismo ed è un esempio, diciamo, di un'azienda agricola prima che è nata da un emigrante, per cui è una storia anche abbastanza interessante. Allora adesso noi ci fermiamo per i titoli e andiamo a conoscere questo emigrante. Guardate queste viti, guardate la storia che raccontano. Viti che raccontano la loro storia, ma la storia anche di un'agricoltura, l'agricoltura di questa zona del Veneto orientale. Sono viti di Tokai, di Tai, sono viti che hanno oltre mezzo secolo e siamo con Giampaolo Giollo, buongiorno, il cavaliere. Sì, grazie. Senta, queste viti cosa raccontano? La sua storia di fatto? Raccontano dalla mia praticamente dei miei 18 anni in su finalmente adesso. La sua storia è una storia di emigrazione. Sì, a 18 anni sono partito e sono ritornato dopo 11 anni. Però è tornato con i soldi, quando qui c'era veramente la fame e la pellagra. Là è stata la mia grande fortuna, quella veramente. Lì dopo di questo, che aveva questo piccolo appezzamento che aveva con i miei genitori, dopo da lì sono partito, da lì dopo ho acquistato oltre la statale lì e lì sono 5 ettari. Perché ha scelto di lasciare la Svizzera, di tornare a casa? Patria è sempre la patria. E poi è tornato qui a fare l'agricoltore? A fare l'agricoltore. Prima sono partito col bestiame e poi ho messo i vigneti. Senta, che cos'è il richiamo della terra? Bisogna provare, cioè un emigrante. Perché avete scelto poi di investire sull'agriturismo? Tenermeli vicino e dargli un futuro indipendente. E qui invece loro trovano la cantina, trovano il vino, trovano il prodotto buono. Qui trovano il prodotto buono finché il mio genero va avanti lui adesso praticamente. Beh, però dietro c'è sempre il nonno. Insomma, per rispetto se non altro. Adesso noi ci fermiamo per le notizie dell'agricoltura. Cavaliere Giollo, ma queste viti cosa sono? È Pinot grigio. E fate solo questa produzione? No, abbiamo 3 tipi di vino. I bianchi abbiamo il Chardonnay e il Tokai. Ecco, ma fate tutto quanto in famiglia? Tutto produzione, sì, tutto lavorato in casa, tutto quanto. E fa tutto lei? No, mi faccio con mia famiglia. Quindi chi è che gli dà una mano? Il genero? Il genero è l'unica forza che sta, mi posso d'altro che dare dei consigli, caro Ameta. Insomma, lei è l'oggi di questa azienda. Qui lei fa di tutto. Un agricoltore non fa ufficio, un agricoltore deve saper fare un po' di tutto. Ma è vero che lei ogni giorno parla con le viti? Se si ha la passione bisogna ogni giorno andare sul vigneto, si guarda la vite, si parla perché la vite ti parla. Per esempio sulla potatura mio nonno mi diceva tu parla con la vite e la vite ti dice dove tagliare e dove non tagliare e il prossimo anno ti darà i suoi frutti. Diciamo che sulla potatura verde si tira su i tralci, ancora si tira su a mano, vedi qua si parte, con tutti i suoi gancetti, con tutta questa roba.
mi sono attrezzato per la potatura tutta pneumatica, tutte robe che mi sono costruito. Una grande famiglia che adesso noi continueremo a raccontarvi. Adesso noi ci fermiamo per un servizio dedicato al Condifesa, dopodiché un po' di pubblicità e poi continueremo in questo viaggio attraverso l'agriturismo e non solo qui a Cinto Caomaggiore. Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando degli agriturismi e dell'incremento del settore agrituristico. Siamo nel Veneto orientale a Cinto Caomaggiore, avete visto una cantina alle mie spalle e qui abbiamo la coppia storica di questa cantina e dell'agriturismo, ovvero il cavaliere Giampaolo Giollo e Bruna Battistelli. Ecco qua. Allora, intanto che casa è questa? Perché voi Questa è una delle case più vecchie del paese di Lison. Si chiama Cademezzo, Senta, perché prima mi ha detto che tutto questo ha il 60% di sua moglie? perché ha lavorato tanto di più di me. Quanta Non è passione? vero. Quanta No. passione, signora? Sì, tanta. Perché avete scelto di andare avanti su questa strada? Perché se abbiamo innamorato a 15 anni, lei è nata là, dopo la ferrovia, a 15 anni, e da 15 anni siamo sempre Sì. insieme come domorosi. Qual è il segreto della felicità? Vuoi essere bene, andare d'accordo, essere sempre, Noi siamo sempre insieme. sempre assieme. Portiamo via il vino, facciamo i nostri viaggi, tutto sempre assieme. Senta, andiamo verso la cantina, perché sennò andiamo a raccontare la vostra storia. Ma perché avete deciso di vendemmiare a mano? Perché È tutto un altro raccolto. l'uva va accarezzata, come la fatica. È una soddisfazione prendere un grappolo d'uva e darci un morsico, perché io non Un altro uso, prodotto, insomma. non uso né Macchina, diserbanti ma- né niente. Fabrizio, insomma è una bella responsabilità la sua prendere in mano tutto questo. È una bella responsabilità. Noi siamo in cantina. Qua siamo in cantina. Allora, raccontiamo i vostri prodotti qua. Abbiamo uve di Pinot Grigio, Chardonnay e Thai, il vecchio Tokai sarebbe. Il Cabernet, il Refosco del Peduncolo Rosso e il Merlot. E lo trasformiamo tutto qua in cantina, viene tutto vinificato da noi. Questi sono i nostri prodotti, non sono solo in agriturismo, noi li diamo ai privati, alle famiglie, non diamo a ristoranti e bar, perché è un vino familiare, di famiglia. Ecco, bene, adesso noi ci fermiamo un attimo, come sempre, diamo la linea allo Spessier per la tisana della settimana, dopodiché torneremo e andremo invece a conoscere l'agriturismo. Questi animali sono per i bambini che vengono qua il sabato e la domenica a vedere e stanno qua con gli animali, così si trasmette un qualcosa del nostro agriturismo. Ecco appunto, l'agriturismo però deve avere anche l'allevamento. Qui cosa allevate? Noi alleviamo tutti gli animali di bassa corte. E questa è la dimostrazione che c'è un buon rapporto con gli animali. Noi gli animali li vogliamo bene. Gli animali sono tutto per noi. E poi vengono a giocare, vogliono essere accarezzati. Gli animali sono degli esseri viventi come noi, forse meglio di noi. Avete notato anche voi che c'è maggiore attenzione sugli agriturismi, c'è più presenza di gente, magari anche straniera? Sugli agriturismi noi ci siamo accorti che la gente viene perché è tranquilla, sta tranquilla. Avete più presenza straniera o italiana? No, per il momento italiana. Adesso si sta muovendo anche quella straniera, però non abbiamo camere, sarebbe il nostro sogno di completare l'agriturismo con le camere. Per riuscire ad avere le camere ci sono le difficoltà, prima roba di personale e poi difficoltà burocratiche. Cosa apprezza maggiormente il vostro cliente? Noi abbiamo l'ambiente che è naturale e la tavola che si eguaglia all'ambiente, che è una cucina naturale come quella di una volta, tradizionale. Allora adesso noi ci fermiamo con i consigli del giardino di Adriano Favaretto e poi proseguiremo andando proprio in cucina. E qua siamo nel nostro agriturismo, i prodotti sono i nostri prodotti trasformati. Io preparo il vino
e le carni e l'amara le cucina, le trasforma. Questo cos'è? Queste sono le tagliatelle al sugo d'anatra. Sono i nostri prodotti che dopo lavoriamo, quindi abbiamo i nostri sottoacetti, i nostri insaccati. Qui ho preparato i mal tagliati col sugo di salame, il brodo di capone con i tortellini, la crespella al radicchio, la salsiccia con le verze, il salame con l'aceto, il cotechino con la brovada, il crème e la polenta, fegato alla veneziana, l'anatra in umido, il coniglio, l'oca, le trippe e un piatto un po' particolare, un po' antico diciamo, è il sangue con le patate, la nostra faraona e gli stinchi. Senta, voi vi formate costantemente, so che lei ha partecipato anche a un AgriChef. Sì, la settimana scorsa abbiamo partecipato all'AgriChef, una bella soddisfazione. Che cosa apprezza chi viene qui a mangiare da voi? Apprezza soprattutto la genuinità, il riscoprire dei sapori che purtroppo non si sentono più in giro. E quella straniera invece che cosa apprezza maggiormente? Gli stranieri amano molto la pasta col sugo d'anatra è un piatto molto, molto corteggiato per loro, e poi anche le carni, perché che sia una buona oca, una buona anatra o una buona faraona, per loro sono sapori che per loro sì, non sono abituati a conoscere. Va bene, adesso noi ci fermiamo un attimo per le previsioni del tempo, come sempre poi ci saranno le conclusioni, ci sarà anche una sorpresa. Ed eccola qui la sorpresa, ovvero tutta la famiglia dell'agriturismo. Perché avete chiamato Tre Rose? Lo abbiamo dedicato alle nostre tre creature, Rossella, Gioia e Stella. Rossella, come vedi il tuo futuro? Mi piace cucinare, mi piace più cucinare i dolci, ma anche la cucina in generale. Comunque lo vedi qui, insomma. Tu invece? Gioia, e il mio futuro lo vedo qui come cameriera. E invece la più piccola? Stella, E tu cosa vuoi fare? veterinaria. Comunque qui. Sì, Perché veterinaria? perché così accarezza tutti gli animali. Va bene, ringraziamo la famiglia dell'agriturismo e come sempre l'ultima parola ce l'abbiamo con il presidente Paolo Quaggio. Presidente, un bel esempio di agriturismo che funziona e che cresce. Beh, sicuramente l'agriturismo si fonda, diciamo, sull'azienda agricola, si fonda sulla famiglia, per cui questo è un esempio sicuramente classico. Però abbiamo saputo che questo agriturismo vorrebbe crescere anche con qualche posto letto, ma la burocrazia è un po', come dire, sta un po' appesantendo la situazione. Come associazione di categoria abbiamo fatto delle proposte di innovazione proprio per migliorare questa legge, siamo speranzosi, devo essere sincero. Ecco, allora il futuro dell'agriturismo, comunque del turismo agricolo, come lo vedete voi? Ma io spero che sia roseo, cioè nel senso che la possibilità di mercato c'è, la possibilità degli agricoltori di sviluppare questo settore c'è, si tratta di mettere insieme le due cose. Visto che è roseo, qui addirittura ci sono 3 rose, speriamo che sia 3 volte positivo. Speriamo proprio di sì. Va bene, con questo si conclude questa puntata di Agricoltura Veneta. Come sempre l'ultima parola noi la lasciamo agli attrezzi agricoli e ai proverbi con Virginio Maso e noi ci vediamo la prossima settimana. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.